Arrivati in baita per il pranzo della domenica. Oggi è domenica 30 ottobre e ho appena concluso l'altro vlog e adesso inizio questo. Beh, io ho fatto la linguaccia, cioè voglio dire, oh, che freddo che c'è qua su. Ero abituata giù in paese. Fa fresco, fortuna che ho una maglia e una sciarpa. Va bene, andiamo a mangiare. Hanno tagliato tutti gli alberi. Cioè, Vov. Si vede finalmente l'Antelao. Pipì. Bravo! Buongiorno! Devo ancora cambiare l'ora dell'orologio. Sì, quello segna le 9 passate, in realtà no, sono le 8:30. Dunque, devo andare a fare il letto, anche se ho quasi appena aperto. Panna, basta mangiare, eh? Questa qua mangia finché non ha finito la ciotola, cioè finché non è vuota. Guardate che capelli che ho oggi, che ho lavato. Ieri sera mi sono fatta i biscotti vegani, infatti li sto mangiando. Li ho quasi finiti praticamente, Franza anche ne ha mangiati, però diciamo che sono quasi finiti. Ok, c'è un bel sole anche oggi, però è freddo, cioè io sento più freddo oggi di ieri. Faccio il letto e poi vado su da mia mamma che ci guardiamo The Walking Dead, perché ieri sera ho fatto The Walking Dead, ma io ho guardato Grande Fratello e quindi non l'ho visto. Buono, ci sentiamo più tardi. Ciao ciao. Eccomi, cioè è la prima volta che esco di casa a quest'ora da quando non lavoro, no scherzo, però mi fa strano essere qui a quest'ora. E non c'è Silvano, non c'è Silvano, di solito sta nelle foglie. Qui ho, ecco, il mio Alfio, qua sotto, Silvestro e Angela che non so dov'è. Angela, venite qua, venite qua. Eccola qua Angela, e qua. Li ho già coccolati tutti. E cos'altro? È appena uscita mia nonna con sto freddo che fa, adesso vi dico quanti gradi sono. Sono esattamente 2 gradi. È uscita mia nonna in camicia da notte, cioè gli ho detto guarda che fa freddo. Niente, la devo portare giù in cimitero, quindi sono appena arrivata, vado anche via perché devo andare fino in cimitero. Per fortuna sono uscita presto di casa perché da quando mia nonna è salita è perché devo andare anche in cooperativa. Poi dopo che andrò giù in cimitero devo andare anche in fioreria. È entrata per prendere un lumino, deve ancora uscire e saranno quasi 5 minuti che è dentro e non c'è nessuno. Eccola, sta arrivando. È lì. Corri, corri. Insomma, adesso mi trova girata perché mi sono girata per essere pronta per andare via. Va bene, dai. Silvano? Sì, Silvio. Davvero, Silvio. Silvano. Ciao, Billy. Ciao.
Gastone, 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 Gastone. Oh. Ciao Agatha. Ore 9:13, sono a San Vito di Cadore. Ci sono 3 gradi, almeno secondo il termometro della farmacia sono 3 gradi. Sì, mi prendono per pazza, questo è proprio assicurato. Mi guardano malissimo, che brutto. Sto andando in posta. Sono di nuovo a casa. No, aspettate, meno 10 alle 11. Sto orologio devo cambiare l'ora. Ho recuperato anche i compiti di inglese per casa. Che bello, non vedevo l'ora di fare inglese. Qua oggi ho messo questi orecchini perché sono carini, semplici. E sto pensando di tingere tutti i capelli di fucsia. Ho pulito i vasi dei fiori con i fiori secchi. E ho portato fuori il pepe e è qua. Solo che adesso ci sono gli uccellini e quindi è attento ad ascoltare quello che dicono. Vabbè, sta mangiando l'erba perché su l'erba ormai è morta, quella che avevo. E quindi l'ho portato qua giù a mangiarla. E è qua Pepe. Lui adora stare di fuori. È quasi mezzogiorno, infatti non possiamo stare qua tanto, però finché mangia erba da qui non lo smuovo, C'ha quello in testa e basta. Andiamo. Pepe. Siamo in centro a Belluno, ma fa fresco qui. È pieno di scultori del legno. Anche qua ce n'è uno, ecco. Ok, questa è Piazza del Duomo, perché io sì, sono venuta un po' di volte qua, ma sinceramente non mi ricordo i nomi, non abitando qua a Belluno. È pieno di scultori,
Sto cercando di filmarne qualcuno, però un sacchetto del McDonald's. Però boh, è pieno di negozi qua. Era tanto che non venivo qua. Sì, possiamo passare di là. Passiamo di qua che ci sono altri negozi. C'è un negozio di scarpe che io adoro di qua. Sono tutte scarpe da ginnastica. Ah sì, perché qui c'è il panorama, giusto? Silenzioso, ma mi porta dove devo fare i filmati. Gira, gira. No, di qua. Vabbè. Qua vi faccio vedere il panorama. Che freddo che c'è oggi. Quello lì è il parcheggio di Lambioi, dove c'è la scala mobile enorme che sale e arriva qui in centro a Belluno. Vabbè, così mi prendo matta, come l'altro giorno a San Vito, che parlo da sola. Che pazienza! Tra un po' vado ad Inglese, che oggi è venerdì, stamattina siamo stati a Belluno. Vi ho fatto qualche ripresa diversa dal solito, sono riuscita. E cos'altro? Poi c'erano tutti gli alpini in giro per Belluno, cioè c'era un casino oggi a Belluno, un traffico, si andava a 30 all'ora forse, cioè era più quello che eravamo fermi che quello che andavamo praticamente. E niente. Adesso tra un po' devo andare a Inglese, non ho voglia oggi, sinceramente. Mia mamma non ci sarà, quindi sarò da sola e non lo so. Ringrazio veramente tutti. Sono diminuiti gli iscritti, poi aumentano, poi diminuiscono, poi riaumentano. Io non capisco più niente, veramente. Come funziona YouTube, io non lo capisco ancora. Cioè, sono tanti anni che sono su YouTube, io non capisco più niente. Va bene, Panna si è alzata. A quanto pare ha fame, quindi adesso vado a dare la pappa, vado a vedere il forno che tra un po' è da chiudere e basta, ci vediamo la prossima settimana se registrerò il vlog, vediamo, forse no. Niente, vabbè, ci vedremo prima o poi. Ciao!